Vi voglio parlare di qualcosa di molto triste, ma che ci fa riflettere profondamente sulla sicurezza sulle nostre coste. Pochi giorni fa, a Cala Luna, è successa una tragedia. Un turista spagnolo di 51 anni ha perso la vita dopo un malore, probabilmente a causa del gran caldo. Ma la cosa che ha scatenato una vera e propria polemica è stata la gestione dei soccorsi. La Croce Azzurra di Caragonone, un'associazione di volontari preparatissimi, viene allertata. Si precipitano a porto, pronti a intervenire, con la consapevolezza che ogni minuto in situazioni come questa è davvero prezioso. Ma è qui che inizia l'incredibile. Arrivati al porto scoprono che il gommone della capitaneria, l'unico mezzo disponibile in quel momento per le emergenze, era già impiegato in un'altra operazione. Nonostante ciò, i volontari della Croce Azzurra trovano un gommone a noleggio, privato, subito disponibile e con quello sarebbero arrivati a Cala Luna in meno di 10 minuti. Sembrava la soluzione perfetta, giusto? E invece no. Dalla centrale operativa è arrivato un ordine tassativo. Non potevano partire perché il mezzo privato non era autorizzato. Una decisione che ha bloccato i soccorsi immediati, lasciando i volontari fermi a guardare impotenti. Invece è stato inviato un elicottero che però purtroppo è arrivato troppo tardi. La Croce Azzurra sostiene che, pur riconoscendo l'importanza dei medici a bordo dell'elicottero, loro avrebbero potuto iniziare subito le manovre di base, guadagnando così minuti importanti che avrebbero potuto fare la differenza. Questa situazione, come l'ha definita il presidente Luigi Fancello, è inaccettabile. E la cosa più amara è che non è la prima volta che accade. Pensate che la Croce Azzurra da oltre 3 anni chiede ufficialmente ad Areus, ovvero l'Agenzia regionale per l'urgenza e l'emergenza, una convenzione per un mezzo di soccorso in mare, proprio per ridurre drasticamente i tempi di intervento e salvare vite. Ma la risposta è sempre stata: non è di nostra competenza. Un continuo rimpallo di responsabilità tra enti. Loro hanno persino un'idroambulanza attrezzata per il soccorso in spiaggia, una cosa che la motovedetta della capitaneria non può fare con facilità. Ma non possono usarla solo perché non è stata convenzionata. È una sconfitta questa per chi, come questi volontari, dedica la propria vita ad aiutare gli altri. Non poter agire quando ogni minuto conta immagino sia un peso enorme. Questa vicenda ci spinge a chiederci fino a che punto la burocrazia può ostacolare il salvataggio di una vita umana. I volontari della Croce Azzurra di Caragonone chiedono che le responsabilità vengano chiarite e che si ponga finalmente fine a questa assurda mancanza di mezzi e di autorizzazioni. Ditemi voi il vostro pensiero. Credete sia giusto che un mezzo privato disponibile sul posto non possa essere utilizzato in caso di emergenza vitale per mancanza di autorizzazione? Io personalmente no. Lasciate un commento qui sotto, parliamo insieme e cerchiamo di capire come la nostra comunità possa spingere per un cambiamento.